Addio all'addizionale IRPEF, addio alla tassa sulla pedemontana. Il sospiro di sollievo parte da Luca Zaia e arriva alle tasche dei veneti, ma il giorno dopo l'annuncio che grazie al nuovo accordo il finanziamento da 300 milioni è stato diviso in 2 tranche, spesa sostenibile nel bilancio annuale della regione, senza la necessità di introdurre la nuova tassa, l'opposizione si mantiene salda sull'attacco al governatore. E ci vengono molti dubbi sulle cose che ci ha detto appunto 2 mesi fa, quando gli facevamo notare che spacchettando il contributo al concessionario si sarebbe potuto non applicare l'addizionale. Dubbi che gli chiederemo di chiarire in aula. La Giunta non fa una piega e conferma quali fossero fin dall'inizio le parole di Zaia. Ha assolutamente ribadito tantissime volte che questo era quello che veniva fatto in via precauzionale per poter anticipare i tempi e non arrivare troppo tardi, ma il Presidente ha sempre detto che avrebbe cercato tutte le strade possibili e immaginabili per poter togliere la tassa. Ma non è tutto, perché al di là della tassa tolta restano i rilievi della Corte dei Conti. In una interrogazione i consiglieri del PD Andrea Zanoni, Francesca Zottis e Bruno Pigozzo chiedono: Zaia risponda ai rilievi della Corte dei Conti sullo stato della realizzazione della pedemontana, visto che anche nell'ultima lettera del 10 maggio sono state evidenziate omissioni e violazioni di leggi statali e comunitarie. La Corte dei Conti aveva dato il termine di 6 mesi dalla delibera del 9 novembre 2016. Ricordo che il 9 novembre 2016 eravamo in gestione commissariale, quindi le richieste che venivano fatte per la maggior parte riguardavano la gestione commissariale. Ma il PD continua, sono 13 i punti critici messi in evidenza dalla Corte dei Conti e viene messo in discussione anche l'atto aggiuntivo, oggetto della variazione di bilancio con l'introduzione della tassa poi tolta. Provvederemo a fornire ogni risposta alla Corte, assicura De Berti. Insomma, l'unico punto che accomuna per ora maggioranza e opposizione è la reazione positiva all'annuncio di ieri, anche se da angolazioni diverse. È una buona notizia sicuramente per le tasche dei veneti, un po' meno per l'affidabilità del Presidente. Siamo arrivati al risultato e questo è l'importante, al di là di tutte le considerazioni che possano fare i consiglieri di minoranza.